La Barchessa di Villa Bressa Loredan si trova nel territorio di Volpago del Montello. L'edificio è ciò che resta di un vasto complesso sorto sulle fondamenta di un fondaco quattrocentesco di proprietà della famiglia Bressa. Alle mie spalle quello che resta di un antico sito di una villa che è stata buttata giù durante la dominazione austro-ungarica, in quanto anche allora c'erano queste tasse molto pesanti e per non pagare le tasse decisero di buttare giù la villa. La villa non è rimasto niente, è rimasta solo la Barchessa, edificio che risale al 1400 circa, poi rimaneggiato su stile del Palladio. Barchessa come sempre era un annesso rustico e dunque come tale non pagava neanche allora le tasse ed è rimasto a memoria di quello che poteva essere il centro aziendale di una volta. Alla famiglia Loredan, entrata in possesso dell'edificio, si deve il recupero di ciò che rimane del complesso: i cancelli d'ingresso, una porzione della cinta muraria e l'imponente barchessa a 9 arcate a tutto sesto, intervallate da un ordine di lesene poggianti su bassi piedistalli e concluse da capitelli dorici. L'azienda si sviluppa su 40 ettari, di cui 30 sono vitati, con una predominazione o neanche metà più o meno sono coltivati a prosecco, il resto sono uve rosse e bianche, tra cui Merlot e Cabernet, Sauvignon e Traminer. La destinazione rurale della Barchessa, che durante la Grande Guerra funse anche da ricovero per i feriti, trova conferma nella presenza nel sottotetto di alcuni impianti per la bachicoltura, un tempo molto diffusa nelle campagne trevigiane.